per i tuoi genitori. Un film che piacerà ad adulti e bambini, con Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini, Elisabetta Canalis e Valentina Barbieri, diretto da Gianluca Ansanelli. Come far litigare mamma e papà, dall'11 settembre al cinema. Ma vai a cagare, Vittorio! L'unica cosa che devi avere dentro quella busta è della polvere bianca come il tuo amico ucraino. Il bello di essere single è che puoi andare a dormire con chi ti pare. Io ad esempio stasera andrò a dormire con Marco. Non facciamo la guerra, andiamo a pippare insieme. Scoglia, tu hai proprio bisogno di prendere un gran c***o in Ha senso. Io ho fatto vedere il culo spesso nella mia vita, ma né per battaglie sociali, né per battaglie politiche, né per beneficenza, né perché ero femminista, ma perché mi piaceva far vedere il mio culo. Benissimo. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Presidente del Luca, la stronza della Meloni. Sta zitta. Io per esempio mi classifico come il primo degli anormali. Anzi, mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao tesoro, siccome stanotte abbiamo fatto le pattine e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del duce, è oggettivo. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Adesso in onda su Radio Libertà. Barbari eleganti. Bentornati su Radio Libertà con questa trasmissione molto scorretta. Qui con voi c'è sempre Gazzi insieme al buon Marco Rubeo. Buonasera a tutti. E al buon Vittorio Le Donne. Buonasera a tutti e dovresti ringraziarmi perché rendo questa trasmissione scorretta, perché con due democristiani qui, che signolini della Cattolica, che mi ritrovo davanti senza neanche quel troll di Luca Scognamiglio, Quel trollamiglio, la trasmissione si regge sulle mie spalle, quindi è una grande responsabilità. Vabbè, ma dopo ci sarà anche un contributo audio di Trollamiglio, nessun problema. Gaz, come stai? Com'è andata la settimana? Com'è andato il tuo weekend? Molto bene, è stata una settimana molto movimentata. Sì? Perché se guardiamo un attimo quello che è successo in questa settimana, tra attentati a Trump, tra PM che in gergo sbarellano, ma nel senso che poi partono PM siciliani che partono di testa e decidono che Salvini meriti 6 anni di carcere per aver bloccato difeso i propri confini, è chiaro che è un mondo che mi piace dirlo ancora oggi, va al contrario, Mamma però mia. avremo comunque modo di parlarne. Comunque il deputato Vannacci dovrebbe darti delle royalties sulle vendite del suo libro, la pubblicità che gli fai tu veramente è qualcosa di... Ma no, perché ha ragione, cioè, la descrizione perfetta è questa, la descrizione perfetta è esattamente questa. Allora, andiamo subito nel tuo paese preferito, Gaz, ovvero gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America. Non è il tuo paese preferito? Io chiedo scusa a tutte le Swifties che ci stanno ascoltando, sì. Tutti i fan di Taylor Swift, perché non so neanche perché dovrei chiedere scusa io, però vabbè. Soprattutto non saprei neanche perché le Swifties devono ascoltare i barbari eleganti. Per forza ci seguono senza ombra di dubbio. Perché qualche giorno fa Donald Trump, il candidato alla presidenza degli Stati Uniti, è uscito sui social dicendo odio Taylor Swift. Però spiegaci contestualizziamolo. Contestualizza, visto che tu sei l'esperto di questa trasmissione di Taylor Swift, della politica americana. Ah, ok. No, beh, in realtà non sono esperto della politica americana, sostengo solamente il candidato Donald Trump, ma non da adesso, da... Sostenevi? No, giusto, perché poi c'è anche l'inciso. Sostengo Donald Trump da 8 anni, ormai da quando è sceso in campo, quindi... No, allora, cosa è successo? Sostanzialmente, anche a seguito del dibattito che c'è stato tra il candidato Trump e il candidato Kamala Harris, che ormai ha sostituito il petulante Joe Biden alla carica
alla corsa presidenziale, Taylor Swift ha deciso di esporsi e di fare un endorsement a Kamala Harris, dicendo che per una serie di motivi, sostegno alla comunità LGBT, sostegno al diritto all'aborto e balle varie, avrebbe dato il suo endorsement, avrebbe votato Kamala Harris. Ovviamente questa cosa non ha stupito nessuno, diciamo il segreto di Pulcinella, perché non ci aspettavamo certo che Taylor Swift sostenesse Donald Trump, però devo dire che questo ha, diciamo che il buon Donald, che non so se lo sapete, ma è da sempre un fan di Taylor Swift. Assolutamente sì. Assolutamente. Donald Trump era che è da sempre un fan di Taylor Swift qualche mese fa su esatto, questo, che si vedeva Donald che ascoltava dalla sua playlist secondo me anche Taylor Swift in realtà sostiene Trump, però non fa scomodo dirlo. Diciamo no? che il buon Donald non l'ha presa molto bene e ha fatto un post sul suo social network Truth in cui ha scritto semplicemente I hate Taylor Swift. E io devo dire che io in realtà è dal 2016 che sostengo Donald Trump, però come anticipava il cugino, essendo io una Swifties, devo per forza cambiare idea e quindi d'ora in poi darò il mio endorsement a Kamala Harris. Niente, tutto qua. Prego. Endorsement molto seguito, perché poi immagino che con questa tua dichiarazione sposterai un sacco di voti americani da un candidato all'altro. Beh sì, sicuramente qualche cugino dall'America per spostare loro sono dei trampiani di ferro, guarda, te lo dico già. Beh, comunque fatemi dire una cosa, cioè veramente tra tutto quello che ha detto Donald Trump su quel comizio elettorale dove ha sparato cose come gli immigrati mangiano i cani e cos'è che era i cani e i gatti a Springfield in Ohio, credo. Ma veramente, c'è uno che dice che Kamala Harris voleva fare dei democratici degli esperimenti su degli alieni in carcere. Ha ragione. Cioè, aveva ragione. Prima dell'endorsement aveva ragione. Cioè, è uno che ha sparato palle su palle in un dibattito solamente per un motivo: per togliere l'attenzione dal fatto che ora non può più utilizzare la strategia inutile che il suo avversario fosse il vecchio, perché ora il vecchio è lui. Ora un'avversaria contro che non ha 80 anni come ne ha lui. Qua, cosa ne ha? 81, 82? 46. Quelli che ne ha. Non arriva neanche. Vabbè, quelli che ne ha. Ma comunque un candidato repubblicano imbarazzante che è repubblicano da 8 anni, che per i 40 precedenti è stato un elettore democratico, che sta distruggendo il partito repubblicano, uno scandalo. Quindi anche tu tifi per Kamala Harris. Ma assolutamente, io se devo scegliere il male minore vado con Kamala Harris, perché voglio un ritorno del partito repubblicano. Scusa, ma tu sostieni una che dice che i soldati americani ad oggi non sono impegnati nel mondo? Ma che è palesemente una bugia, però è stato un po' una delle tante balle che sono emerse poi nel dibattito. Tra quello e gli immigrati che mangiano i gatti e gli alieni torturati per esperimenti. Ma quelle robe lì lasciano un po' il tempo che trovano, cioè adesso obiettivamente. Io auspico un ritorno del partito repubblicano, e come hanno fatto George W. Bush e Dick Cheney, due grandissimi repubblicani del disco rotto, del grandissimo fronte dei neocon. Loro hanno dato il loro endorsement a Kamala Harris e così io li seguirò, perché da grande fan di George W. Bush, il miglior presidente della storia americana. Hai già detto troppe cagate. Beh, andando avanti, sosterrò Kamala Harris. Andando avanti, pensi tu? No, a me allora, cioè, chi scegli tu adesso alla luce di queste rivelazioni di Taylor Swift? No, ma per carità, Taylor Swift ha inciso sul cambio o meno del tuo voto, Gaz? Ma secondo me no, non penso proprio. Ma premesso che comunque la politica americana non è che mi appassioni chissà quanto. A te perché giustamente il paese che ammiri non si fa neanche problemi su chi vincerà o meno le elezioni. Ma alla fine, l'abbiamo visto anche 5 anni fa come erano truccate quelle elezioni, che mancavano voti, votavano i morti, quindi obiettivamente ci sono state delle falle, magari ci saranno anche stavolta, non lo so. Però al di là di questo è interessante vedere come ancora una volta vediamo nei sondaggi, quelli preelettorali, anzi nei sondaggi dopo il dibattito che c'è stato, esattamente come
l'ultima volta quando Trump ha vinto, dove Trump era nettamente lo sfavorito con il 30% contro l'avversario che all'epoca era la Hillary Clinton, Sì. che invece la davano con una percentuale maggiore, e adesso rivediamo la stessa storia. Quindi rivediamo Kamala Harris che dopo il dibattito ha guadagnato un sacco di voti secondo alcuni sondaggisti, Sì, e Trump che poi, che invece quindi questo fa presumere che magari una speranza c'è, diciamo. una speranza c'è, dopo le tante porcate che sono state fatte in questi anni nei confronti di Trump, con i dossieraggi, con le indagini, Sì. i sequestri, eccetera. Forse un po' di giustizia, magari può anche un po' di tranquillità anche nel mondo. Allora, se mi concedete di chiudere questa parentesi con una battuta, ho visto tra i reel di Instagram un video molto divertente che diceva: prima di prendere consigli su chi votare da Taylor Swift, ricordatevi che il 90% delle sue canzoni parlano del fatto che abbia scelto l'uomo sbagliato. Quindi nulla, a parte questo, direi se non avete altri commenti da fare, Per fortuna Kamala è una donna. il principio è lo stesso. Metti un po' di musica seria, altro che Taylor Benissimo, e dall'ultimo tour di Vasco, perché io mentalmente sono rimasto ancora lì, andiamo con la prima canzone, Asilo Republic. I bambini dell'asilo stanno facendo casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati. Ci vuole un docino. Ci vuole un docino. Dice che è stata un'esattenzione della maestra. Io sono uno si è buttato su dalla finestra. Dalla finestra. Oddio, che cosa si può inventare? Oddio, che cosa possiamo dire? Quando sua madre arriverà, si cazzerà. Si cazzerà. Certo che lavorare in un asilo dove c'è sempre casino. Tranquilli, qui non si può usare per niente, ci vuole gente. Ci vuole gente. E non vedete con la polizia, la situazione ritornerà. Come prima, più di prima, taverò. E taverò. Più di prima ci sarà ordine e disciplina. E chi non vuole restare qui, vada in collina. Vada in collina. E se qualcuno lo vuole menare con quella vecchia sala su educazione, abbiamo già bruciato tutti i libri, bruciamo lui! Bruciamo anche lui! I bambini nell'asilo non fanno più casino, sono rimasti con pochi. Come fuochi! Come fuochi! Come fuochi! 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 Fuoco! Rieccoci con i bambini dell'asilo, che non si chiama neanche così. Asilo grande Republic, grande gran Vasco pezzaccio. Rossi, grande Vasco Rossi. Io te l'ho detto, che- mentalmente sono ancora lì, non so te, ma vabbè. al concerto. Certo, Che ha certo. fatto, ricordiamo, ha fatto quanto? Sette San Siro. 7 date di fila Certo, a quanti anni? 72. 72 anni, pensate un po'. Leggenda. Ma ancora andate dietro a sta Cariatide, dai. Certo, certo. Gazzi, io l'anno prossimo ti ho chiesto di venire con me a Napoli, alle date di Napoli, e hai voluto dire di no. Non vado a Napoli perché possono rubarmi il cuore, quindi quindi vabbè, Bene. magari Cazzo, non ti un'altra possono data rubare il cuore perché te l'ho già rubato io. quello senza dubbio, Ecco. quello senza dubbio. Dai, Gazzi, leggi la prossima notizia. Bene, Andiamo a cosa è Roma. successo a Roma? Guida il bus con una bestemmia sul braccio, ho chiesto la sospensione per l'autista. Io ora voglio sapere cosa voi ne pensiate di questa notizia, perché è diventata virale settimana scorsa. Sì. Questa notizia appunto del conducente che guida con una bestemmia bestemmia tatuata tatuata. sul braccio,
E cosa dire, Ma l'autista proprio guidava... la bestemmia più aulica di tutte, è proprio l'altissimo. Esatto, e il sindacato Sì. degli autisti, insomma, è andato all'attacco difendendo l'autista dicendo che basta violare la privacy dei lavoratori. Ora, per carità, non condivido la bestemmia, però sinceramente mi viene quasi da dare più ragione a quelli del sindacato che agli altri. Poi magari se lo poteva coprire un po' di più per non... però sinceramente la pelle è sua, cavoli suoi, poi se sto qua trova lavoro o non lo trova è un problema suo, se dà fastidio a qualcun altro dispiace, però insomma. L'immagine divenuta virale avrebbe portato, condizionale d'obbligo, l'autista alla sospensione dal servizio. Immediata la reazione del sindacato. Viene violata la privacy dei lavoratori e non sapendo chi sia l'autore della foto neanche possono difendersi o querelare. Autista con una bestemmia tatuata. La frase era: al porco qualcosa non c'è mai fine. Vabbè, ma che frase è, ragazzi? Cioè, difficile capire come mai una persona possa essersi tatuata una scritta del genere su un avambraccio, effettivamente. La foto ha cominciato a circolare il 10 settembre ed è arrivata anche sugli smartphone e PC dei vertici ATAC. La linea 500 viene gestita da una ditta subaffidataria che ha in gestione il servizio, l'Autoservizi Troiani. ATAC, da quanto si apprende, avrebbe richiesto immediatamente al privato la sostituzione dell'autista tatuato. Però posso dire che se questo autista fa bene il suo lavoro, addirittura licenziarlo, magari chiedigli di coprire l'avambraccio, no? Sì, ma che non si potrebbe parlare proprio di privacy se il tatuaggio è messo così in bella vista, anche perché non sono dati sensibili per in carità, questo caso, anche però questo. Cugino, sicuramente tu chiederai l'arresto per questo dipendente. Ma che arresto? Cioè lo sai che io la blasfemia la sostengo, ecco, e la supporto sempre. Cioè, questo povero lavoratore, cioè, oltretutto trovare chi lavora per ATA, che lavora, è già un'impresa, già un miracolo, dato che si parla di divinità, è palesemente un miracolo, e si va a sospendere uno dei pochi che lavorano ad ATAC perché è una bestemmia sul braccio. Ma finiamola, dai. Cioè, il problema di ATAC è che non lavora nessuno e che si prendono Penso bonus. che i problemi siano più altri che... Beh, sì, autobus in fiamme, quelle cose lì, certo. Ma quindi Gazza, anche tu sei a favore, della bestemmia sul braccio? No, non sono a favore, ma per carità, ma no. Cioè, tu hai dei tatuaggi, Gazza? No. Vito, tu hai dei tatuaggi, ne hai più di uno. Tu, Gazza, ti faccio questa domanda. Personalmente, prenderesti mai in considerazione l'idea di farti un tatuaggio del genere? Allora, un tatuaggio magari sì, però del genere chiaramente no, perché non sono uno scappato di casa come il buon Vittorio. Detto questo, è chiaro che non condivido quello che c'era scritto sul tatuaggio, però insomma, finché uno fa bene il suo lavoro, vedrai che quando faremo una serata alla notte da leoni te lo farai anche tu un tatuaggio del genere. Sulla faccia. Sì. Ma secondo voi l'autista che squadra tifa? La Roma? Io o la Lazio? temo di più la Lazio. Mi sembra più laziale come... Effettivamente questa mano che tende ad essere molto aperta mi fa presupporre per la Lazio. Effettivamente è un braccio destro, in questo caso alzato, non è alzato, è appoggiato. Però sembra che la mano vada su, questo qui va detto. Mamma mia. Ecco, infatti. Grazie. Questo io secondo me sì, tifoso della Lazio, abbastanza, lo dico abbastanza convinto. Addirittura. Vabbè, allora ragazzi, un altro argomento, un'altra notizia. Questa sera, allora, la scorsa puntata eravamo andati molto hard, molto, molto prepotenti. Questa sera vedo che siamo tutti calmi qua. C'è della calma qui. Soprattutto te, Gaz, ti vedo molto rilassato. Allora, di solito questa è una frase che ti dico prima di far partire qualche canzone o qualche... Ma non è così, non è così. C'è qualche audio nascosto, c'è qualche sorpresa. A parte quello di Scognamiglio, niente sorprese. Ecco, che già quello che non ci sia una sorpresa è strano. Ma quello lo sentiremo dopo. Va bene. Però con tutta la calma del mondo procediamo alla prossima notizia, caro Gaz. Allora, a Modena, al cinema, c'è il film per bambini, ma parte prima un cartone Osé. Ecco.
lo sconcerto dei genitori al super cinema estivo per guardare Inside Out 2. Siamo senza parole. Il cortometraggio che ha anticipato la proiezione era La Perra, che sarebbe la cagna, non ho capito. Sì. Di Carlo Mela Gampert. Va bene. Allora, Modena, momenti di forte imbarazzo e indignazione si sono vissuti nella serata di giovedì presso il nuovo supercinema estivo di Modena con accesso da Piazza Panini, poco prima che iniziasse la proiezione di Inside Out 2, noto film per famiglie dedicato al riconoscimento e alla gestione delle emozioni. Il motivo dell'imbarazzo? La proiezione di un cortometraggio totalmente inadatto al pubblico presente in platea, gremita di bambini e famiglie, poiché contenente espliciti disegni di nudi adulti, di atti sessuali e dai contenuti di forte ambiguità. Sono costernato per quanto accaduto, testimonia Jacopo De Martin, al cinema con i suoi 3 figli di 11, 8 e 4 anni, prima dell'inizio della proiezione, già ritardata di 30 minuti per motivi non noti, è comparso sullo schermo, sotto gli occhi increduli dei presenti, un cortometraggio dai contenuti assai spinti, addirittura lesivi per un pubblico di bambini. L'imbarazzo è stato generalizzato, tanto che non sembrava nemmeno che quello che stavamo vedendo fosse reale. Che dire, non so che dire. Cioè, potete girarmi il link del film? No. Io mi aspettavo una reazione come questa da parte di Vittorio, onestamente, non poteva essere diversamente da così. Che poi oltretutto mi ha ricordato, sempre riguardante film della Disney, c'era un film di qualche anno fa, mi sembra, su dei cani che rimanevano in casa ed avevano questo mondo tutto loro, poi quando se ne andavano i loro padroni, e avevano messo una canzone dei System of a Down del film che parlava di orge, quindi mi ha ricordato molto. Ma dai, mi ha ricordato molto di questo film sempre della Disney. Vedi che alla fine il filo conduttore di questa trasmissione è che è tutto un mondo al contrario. No, ma basta, il Vito, lui rappresenta appunto questo mondo malato, perverso, blasfemo. Dici perché non ci trova nulla di male nel fatto che a dei bambini vengano mostrati questi cartoni, giusto, cugino? Fagli vedere ho detto di essere io persona adulta interessata alla visione di questo cortometraggio. Mi sembra che sia una cosa. Quindi tu sei contrario al fatto che lo abbiano mostrato dei bambini? Che c'è dei bambini e dei minori, sì, cioè non è una cosa che ha anche un cuore, penso un po'. Poi è anche sensibile, abbiamo capito. È una bella scoperta questa. Ma se io ti sto dicendo che io da persona adulta, maggiorenne, sono interessato a vedermi un cortometraggio che ritengo interessante. Non so perché. Vabbè, allora, che lo ritieni interessante lo abbiamo capito. Debba mettere in mezzo un libro scadente per fare una battuta. Ah, ok, quell'altro io pensavo. Pensavo la Bibbia, pensavo che citasse quello. Pensavo anch'io, però. Che non è un libro scadente. Che non è un libro. meglio specificarlo. Meglio non aprire questo argomento qua. Assolutamente sì. Ah, tra l'altro, cugino, a proposito, avevi mandato un video del Santo Padre che diceva qualcosa sulla Cina, te lo ricordi? Sì, perché dicevi che volevi attaccarlo. Ora, non attaccarlo, però, insomma, se vuoi parlarci. Assolutamente, dato che sai che io ho più volte criticato le posizioni di Bergoglio, che si dimostra ancora uno schifoso socialista, no, non diciamo queste cose del sostenitore delle dittature, perché non puoi definire la Cina un modello di cooperazione addirittura, ma di cosa stiamo parlando? Per la loro cooperazione è massacrare la gente a piazza Tiananmen, dove oltretutto, fatemelo dire, le amiche del PD come Cecilia Parodi mi manderebbero tranquillamente a testa in giù, dato che sono un sostenitore di Israele. Poi magari vi spiego dopo, dato che non mi sembra che abbiate afferrato di chi sto parlando. No. Cecilia Parodi, onestamente non la conosco. Cecilia Parodi è una giornalista invitata dai Giovani Democratici per parlare di Israele e Palestina, e ha fatto una storia Instagram dove sperava che tutti gli ebrei morissero, ecco. Vabbè, e tutti i sostenitori degli ebrei, quindi dicevi il Santo Padre? Ma come fai a difendere una schifosa dittatura come la Cina? Ma non è che la difesa, modello addirittura, modello, ma per la sua storia millenaria. Questo la Cina qui in un mondo normale andrebbe preso Allora, innanzitutto rispetto per il Santo Padre, che è persona considerata sacra e inviolabile. Detto ciò,
La Cina, stava parlando della Cina, ma chiaro che non parla della Cina comunista degli ultimi 100 anni, si riferisce alla storia millenaria che è la Cina, che non è sempre stata un po' una schifosa dittatura comunista, cugino. Una volta era una delle più fiorenti civiltà al mondo, no? No, non si sta riferendo alla storia millenaria della Cina, si sta riferendo ai Xi Jinping, ai Deng, ai Mao. Io questo non credo. Mi dissocio completamente. Cioè, Gazzola, questo qui potresti tirare via questo cellulare? Questo qui 6 anni fa comunque era quello che andava in giro a dire questo non è il mio papa. Ma non è vero, ma mi dissocio completamente. Chi era il vero papa 6 anni fa, Gazza? Chi era? Allora, io provavo più simpatia nei confronti del Papa Ratzinger, Benedetto XVI. Però vabbè, è chiaro che certe volte questo Papa attuale, ahimè, magari parte un po' per la tangente. Tu sei d'accordo con lui quando dice che c'è troppa frociaggine, no? Va contestualizzato. Benissimo, e con questa andiamo con la seconda canzone. I Queens of the Stone Age con If I Had a Tail. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Rieccoci, dopo quale canzone, cugino? If I Had a Tail dei Queens of the Stone Age. Qual è il dettaglio interessante che volevi sottolineare di questa Assolutamente, canzone? dove quella parte del ritornello dove dice I wanna suck and I wanna lick, cioè Vabbè, abbiamo capito. Penso non ci sia bisogno di tradurre. Non era necessario, va bene, andiamo avanti. Comunque vogliamo arrivare al momento godo della giornata? Sì. Perché Gaz, tu che sei comunque il coordinatore giovanile, diciamolo, di questa radio, di tante cose, sì, certo. Quante volte hai sentito dire cose contro la Lega in questi anni?
Tante volte. Dai Tante volte. razzisti, fascisti, Un sacco cose. di volte, un sacco di Ecco, i volte. giovani democratici hanno portato a un loro evento questa tal Cecilia Parodi, che su una storia Instagram ha appunto detto di... Io la sto cercando per rendermi conto di chi stiamo parlando. dove ha detto che vorrebbe vedere tutti gli ebrei morti, tutti i loro sostenitori, tutti che piazza, che non basta una piazza normale, cioè ci vuole piazza Tiananmen per contenerli tutti, perché insomma vuole fare una bella strage corposa. E l'ottima Liliana Segre, senatrice a vita della Repubblica, ha denunciato per odio razziale questa presunta giornalista. Adesso io quello che chiedo ai giovani democratici è: date una spiegazione per aver portato una schifosa antisemita a una vostra manifestazione, dissociatevi e smettetela di credervi migliori degli altri. Assolutamente. Sei d'accordo, Gaz? Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Non sapevo neanche l'esistenza di questa Cecilia Parodi. Che penso non sia parente di quei Parodi. No, secondo me, vabbè, sto zitto. Però comunque sono arrivati dei messaggi. È imbarazzante comunque quanto è comunque una grande figura di merda che ha fatto i giovani democratici, che ancora una volta dimostrano quanto siano in realtà incoerenti con loro stessi. Benissimo, sono arrivati dei messaggi da un certo giovane di nome Luca e di cognome Scognamiglio, detto anche Trollamiglio in certi casi. I messaggi io leggo qua dal WhatsApp della radio: viva Trump, video lesivi per i bambini? Ma dove stiamo arrivando? È proprio un mondo al contrario. Ogni volta che vi chiamate cugino a vicenda, un vero cugino nel mondo muore. Vieni qui cugino, facciamo vedere dai, che vieni qui cugino. Questo è il vero affetto tra cugini. Caro Scogna, vai a cagare. No, a proposito di Scogna, abbiamo il suo audio. Abbiamo il suo audio, anche questo devo dire molto molto moderato, molto moderato. Posso farlo partire? Prego. Buonasera a tutti. Ecco. Siete in onda anche questa settimana? Davvero? Cos'altro deve succedere in questa trasmissione per cancellarla definitivamente? Io non lo so. Mai. Comunque, volevo parlarvi questa settimana di un argomento serio del quale si è dibattuto nella scorsa settimana, ovvero quello della cannabis light. A mio parere la maggioranza sta sbagliando totalmente l'approccio verso questo tipo di tematica. Perché? Perché io non capisco il beneficio che lo Stato e la nostra società possa averne nel chiudere definitivamente questo tipo di filiera. La filiera della cannabis light è una filiera florida, dove lavorano migliaia di persone, dove ci sono fatturati che raggiungono il miliardo di euro, e questo si comporta in benefici anche per lo Stato, perché questo vuol dire tasse, questo vuol dire cittadini che magari non vanno al parchetto da organizzazioni criminali o personaggi poco raccomandabili nel prendere sostanze del quale non si conosce la filiera, perché ricordiamolo, la filiera italiana è estremamente controllata. E questo è anche il motivo per il quale io sono a favore della legalizzazione della cannabis, punto. Regolamentata può essere solamente un beneficio per lo Stato, solamente un beneficio, e questa cosa, a mio parere, deve entrare in testa a chi nella maggioranza vuole distruggere una filiera solamente per preconcetti ideologici. E su questo vorrei sentire il vostro parere, anche se so già che il buon Vittorio sarà d'accordo con me. E a proposito del buon Vittorio, a lui vorrei chiedere: Vitto, ma a Leopoli il tempo com'è? Fammi rispondere velocemente, migliore di quello magari di Mosca. sorvoliamo un attimo. Com'è il tempo a Leopoli? Aspetta, voglio sentire la risposta di Matteo Gazzola, dove ci dirà che anche la cannabis light, che praticamente non ha effetti collaterali, perché praticamente è come non assumere uno stupefacente, ci dirà che comunque è un male. Allora, poi vabbè, ne dobbiamo parlare in 2 minuti. È chiaro che in 2 minuti non è che si possa parlarne al meglio, no? Però cercherò di essere sintetico. Come il maglione che indosso. Come il maglione che indosso.
sono favorevoli alla cannabis a scopo terapeutico. Su quello, senza se senza ma, è già regolamentato, cioè quello non viene toccato, assolutamente, quello rimane, quello è. Altro discorso è legalizzare la cannabis. Allora, è vero, magari può portare dei benefici economici allo Stato, regolamentandola, però è anche vero che sulla cannabis, Ti fermo un secondo che e sia- continua. Vai a vedere, cerca Cannabis Light e vedi quanto è il, Sì, ma ti può portare... il THC della Cannabis Light. Però vabbè, adesso abbiamo 5 minuti, non è che puoi stare qui a dibattere chissà quanto. Però quello che dico è che comunque c'è ancora un dibattito in corso nella comunità scientifica su i benefici che può portare questa cannabis in generale, su quanto sia pericolosa, quanto sia dannosa. C'è un dibattito in corso anche nella comunità scientifica, e quindi al di là di questo io sono dell'idea che la droga, che sia leggera o pesante, è comunque droga, quindi Qui non stiamo neanche parlando di droga leggera, qui stiamo parlando di droga che non è droga, perché la Cannabis Light si chiama ha un THC è una droga leggera, che è inesistente. Tu non stai non ti stai c'è sballando. gente più competente di noi che può parlarne. Obiettivamente noi non siamo neanche in grado di Poi parlarne. vogliamo parlare dei C'è un dati dibattito, che ci sono riguardano tanti anche dati, la cannabis in ma generale. ci sono tanti dati, c'è un Quanti dibattito, scienziati dicono che la cannabis c'è un dibattito, è meno pericolosa del superalcolici? C'è un Il dibattito superalcolico nella- fa più male della cannabis, eppure il superalcolico lo accettiamo perché sei una società di ipocriti. No, c'è Perché un io dibattito in in corso questo nella comunità paese scientifica. Detto questo, è comunque una droga, che sia leggera o pesante, è comunque non una posso droga. nella mia proprietà, Poi, che è ognuno la mia, pensa come vuole, sinceramente. nella mia proprietà, che è la mia, dove dovrei essere finché non faccio del male a qualcun altro, poter fare quello che voglio, non posso coltivare delle piantine di cannabis, e si scandalizza perché piantare 3 piantine lo si definisce lo Stato spacciatore. Ma in realtà, Vito, Ma puoi come fa farlo. ad essere lo Ma Stato no. spacciatore se ti pianti 3 partine? Vito, ma in realtà puoi farlo. Io l'ho fatto per anni e nessuno mi ha mai detto nulla. Comunque, cioè, vai tranquillo che i controlli non li fanno su questo. Cioè. Non è proprio così, però insomma. No, non è proprio così. Quando hanno iniziato a rompere le balle, ho spostato la piantina in garage. Poi non ha più preso il sole, quindi è morta, poverina. Però, vabbè. Cioè. Però ci vi sono anche rendete temi più conto seri, dell'ipocrisia di fondo che c'è su questo tema, perché puoi farti male, puoi autoinfliggerti autodistruggerti con i superalcolici come quando vuoi, basta che hai superato i 18 anni. Beh, dai, ma però non il puoi limoncello è fumarti buono. No, una grazie. piantina. Anche il Montenegro è buono. Ecco, guarda, tra tutti gli amari citiamo proprio. Il E diciamolo Braulio, che questo ragazzo qui, Matteo Gazzola a Pontida, sarà il primo che, come tutti, berrà da far schifo. Ma non è vero, Giustamente, adesso- come sono anche tutti. astemio, cosa stai dicendo? Ma secondo me si fumerà anche qualche canna, conoscendo. Non è vero, mai fatto. Questa è l'ipocrisia che c'è in questo ecco, paese. l'ipocrisia della destra italiana. Gazzola che rappresenta l'ipocrisia della destra, di questa destra che fa la conservatrice, ma con si diceva fare una cosa con l'organo di qualcun altro. Qua possiamo dire fanno i conservatori con Gazzola, coi facciamo un polmoni degli grande altri. atto rivoluzionario. Tu qui in questo tavolo sei l'unico che non ha ancora firmato il referendum per la legalizzazione della cannabis. Liberati di questa ipocrisia e firmalo ora in diretta! Vogliamo farlo in diretta? No, io firmo volentieri quello per l'eutanasia. Dovrebbe entrare dentro lo speed, insomma, non si può Ma fare a qua. parte Sì, ma lo fa quello dal che è suo complicato, telefono e ci dà la conferma che che ormai è complicato con lo speed, mica speed, insomma. Suggeritemi qualche altra scusa valida. No, eccolo qua. Partecipa, referendum per la cannabis legale, eccoli qua. Allora, cerca gli organizzatori, aiutaci. Ok, iscriviamolo. Allora, possiamo inquadrare... Ma no, grazie ma regia. ma chiudi sta cosa, ma non è vero. No, ma tanto non lo mando, tranquillo. Ma non è vero. Non mando l'iscrizione, tranquillo, è solo per scherzo. Tranquillo. Allora, Matteo,
Cognome Gazzola. No. Ops. Vabbè. Ci hanno provato, Ragazzi, ha vinto il bene sul male. Non l'ha voluto quindi- fare, sì, ha vinto il bene sul male. Ma E adesso quindi- io chiedo al popolo dei barbari eleganti, Ecco. perché noi siamo delle persone democratiche, Ecco. manderemo un referendum in stile pandelliano, un referendum sulla pagina Instagram dei barbari eleganti, dove chiederemo al popolo di votare. Gazzola deve firmare il referendum per Ma la per legalizzazione carità, della ma per cannabis, carità. sì o no? Ma per carità. Gazzola, Vabbè, accetta la democrazia! Calma, cugino, calma. Ma per carità. Dai, Vabbè, allora abbiamo fatto un po' i coglioni. Vogliamo parlare di un argomento un po' più serio? Dai, il Calippo Tour. Dai, parliamo di sto Calippo Tour. Allora, scusate, che dopo un po' anche io ho bisogno di bere. che cosa c'era in quella bottiglia? Va bene. E di sicuro non della cannabis. Non della Gazza. cannabis, bisogno della cannabis. Calippo Tour, 22enne, va in giro per l'Italia facendo sesso orale a sconosciuti, il follo fenomeno social. Avevamo iniziato a parlarne settimana scorsa, poi qualcuno ci ha voluto interrompere e non ne abbiamo più parlato, ma vero caro Gaz? vedi che non è normale una società del genere. Adesso mi interrompe ancora Cioè, una volta e non ne parliamo neanche Vedi, questa ma, settimana. ma per dire, vedi, cioè, a voi pare normale, vabbè, a parte che esce sul Fatto Quotidiano, signor Travaglia, tutta gente, compagnia bella, cantante. Vabbè, è una notizia. No, ma sono delle notizie idiote, cioè, al di là di quello, ma poi è ancora più idiota chi va in giro a fare questi tour abbastanza strani. Non è Ecco, normale una società parliamone. del genere. Ed è un mondo Al contrario. Ecco. Un fenomeno da analizzare con attenzione che ha radici profonde, forse anche di disagio. Allora, potrei studiare, ma ora non ne ho voglia. Viene da domandarsi dove andremo a finire, anzi, dove stiamo finendo già ora. Non è questione di moralismo o di voler essere bigotti, ma un fenomeno da analizzare con attenzione e che ha radici profonde, forse anche di disagio sociale. Si sta parlando del Calippo Tour, con i social media che ne fanno da cassa di risonanza. In fondo non occorre molta immaginazione per capire che il termine Calippo non si riferisce alla famosa linea di gelati e ghiaccioli, ma piuttosto a un atto sessuale specifico, che potete tutti immaginare. La grande invenzione si deve a una ragazza che chiameremo A, la quale ha creato delle vere e proprie pagine sui social. Su TikTok conta quasi 19.000 follower, il canale Telegram più di 111.000 e ovviamente anche OnlyFans, giusto cugino, per non farci mancare nulla. Un suo video conta 1,5 milioni di visualizzazioni. Si tratta di un filmato pubblicato a inizio agosto in cui diceva: nuova tappa del Calippo Tour, sono appena arrivata a Martinsicuro in Abruzzo per proseguire il tour. Per chi non sapesse cos'è, io vado a mangiare calippi per tutta l'Italia e se volete candidarvi scrivetemi. Cugino, dacci la tua modesta opinione. Ma la mia ma a differenza di Gazzola, che è un moralista, che è parte di quel conservatorismo becero, arretrato, ignorante, io sono un liberale, quindi dico, ma sono persone maggiorenni, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Io adesso però va bene tutto, però ogni volta che Vittorio dice io sono un liberale, uno normale che ascolta sta trasmissione pensa che i liberali siano dei deficienti, no? Però grazie al cielo non sei l'unico liberale, ce ne sono tanti altri liberali un po' più seri. Ma a differenza tua, io credo nella libertà individuale. Ma non è che ogni cosa che... Sono due persone maggiorenni, non puoi impedirgli di farlo, pensare che ma siano non è che il liberale significa che ognuno è libero di fare quello che vuole ogni sta volta. facendo un danno a qualcuno? Ma per carità, anzi, per carità, però, e insomma, allora qual è il problema? per carità, Vabbè, no, tutto normale, tutto regolare. Io penso che Gaz, provo a venirti incontro, provo a portare avanti il tuo punto di vista, che Gaz non voglia giudicare, cioè non voglia dire qualcosa di antiliberale, nel senso che non glielo voglia proibire, però penso che Gaz non abbia intenzione nella sua vita di fidanzarsi con una ragazza che in gioventù è andata a fare il Calippo Tour. O no, Gaz, tu ti fidanzeresti mai con una ragazza che in gioventù ha fatto il Calippo Tour? Assolutamente no, assolutamente no. Gazzola, ti do questa notizia, non credo che una ragazza libertina che ha fatto il Calippo Tour si voglia mai fidanzare con un conservatore a chi se ne frega, bigotto,
moralista il che punto non è giudica. quello. Il punto non è quello, il punto è che oggi, che è il 16 settembre, stiamo parlando di una che è andata a fare i giro e calippi in giro. Cioè adesso non è normale una roba. Poi uno può essere liberale, non liberale, quello che vuoi, però obiettivamente di che cosa stiamo parlando? Cioè non è questo l'essere liberali, per carità, fai quello che vuoi. E anche però essere la libertà sessuale, non stai, è anche non essere stai commettendo liberali. nessun reato, però non sei normale a fare queste cose qua. Non sei, sei Ma sei anormale, tu che devi definire quello che è normale e quello che ma è tu normale. da liberale, scusa, devi supportare la mia libertà di pensiero, no? Visto che la mettiamo in questi termini. Io sto facendo una critica al tuo discorso. Sì, ma mi fai esprimere, cioè, un mio parere, visto che sei liberale. Sei su una fantastica radio, Radio Libertà, che ti permette di esprimere e di dire tutto quello che vuoi. Esatto. Non mi sembra che... Ancora non so per quanto, io spero per non molto, però vabbè. A proposito, ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Esatto. Prego. No, Hai prego, chiesto la parola? Hai chiesto la parola, parla! Cosa devo dire? Con più gentilezza, cugino. Perché lui è talmente liberale che quindi te lo chiede in maniera così liberalmente coattiva e cosa, cioè veramente devo commentare una roba del genere. Cugino, prima di chiudere la puntata, Gazza ha risposto di no. Tu ti fidanzeresti mai con una che fa il Calippo Tour? Ma cugino, come ben sai, io sono anche reticente al fidanzarmi, cioè all'avere relazioni umane in generale, quindi... Cioè, con animali invece sì, no? No, non puoi avere una relazione con un animale, cioè... Vabbè, nel senso, un animale da compagnia, ecco. Non sono neanche un grande fan che ogni nostro discorso debba andare a parare in argomenti sessuali. Cioè, no, ad esempio, gli animali li preferisco come il maiale o il vitello nel piatto, cioè una bella bistecca, non un saluto ai vegani. Un saluto ai vegani, ovviamente. E anche questa è assolutamente libertà di espressione, cioè qualcosa che noi ci battiamo vabbè, Gazzola a parte, perché Gazzola un po' meno, perché da bolscevico socialista vuole imporre alla società il suo pensiero, però sì, non nego e non confermo. Però al momento non ti saprei dire, sono cioè, talmente sì o no, liberale cioè, che che... Ma quindi tu ti definisci un liberale, Gaz? Certo. Sì. Certo. Ormai liberale, diciamo, nei confronti di tutti. Uno dice qualche cagata in giro, allora è liberale. Dice qualche fesseria, pardon, è liberale. Esprime opinione su qualsiasi cosa, ma perché? Bisogna essere qua liberali. Gazzola è tanto poi liberale magari, quanto le Marco poi magari Travaglio, uno non sa quindi... neanche... No, uno poi magari non sa neanche quello di cui parla, però è liberale. Cioè, sto termine liberale ormai lo si usa per qualsiasi cosa. Gazzola, allora questo devo dire che hai ragione. In questo periodo Gazzola, c'è un'inflazione del termine liberale. Adesso lo è chiunque. Va bene, allora tu dato che critichi tanto il pensiero liberale, nominami un autore liberale. Ma non critico, ma non ho mai nominami un autore liberale. Non è una trasmissione adatta, anzi adesso dobbiamo anche andarci. Ma non è neanche criticato. Vabbè, andiamo oltre. Dai, salutiamo, direi che è arrivato il momento di salutare. Allora, salutiamo, finalmente siamo arrivati alla fine. Tanti saluti liberali, come direbbe qualcuno, e a un lunedì prossimo ancora più liberale di questo lunedì. Benissimo, spero che questa puntata vi sia piaciuta, vi diamo appuntamento a settimana prossima, a lunedì prossimo e, cugino, come sempre, viva i piedi! Avete ascoltato I Barbari Eleganti.